Buonasera, ciao a tutti, Alessandra. Ciao Dario, ciao a tutti. 21esima puntata della trasmissione del CONI regionale del Veneto, la penultima, la settimana prossima. Sempre più ricca. Esatto, 9 luglio sarà l'ultima puntata e siccome ci piace insomma finire in bellezza, questa sera abbiamo ben 5 federazioni sportive più il presidente del CONI regionale del Veneto. Un applauso a Gianfranco Bardella. Caro Presidente, facevo un po' di ragionamento venendo qui in studio. Sono passati quasi 900 ospiti nella stagione che si sta concludendo. Abbiamo avuto più di quasi 40 federazioni, quasi tutti gli enti di promozione sportiva. È stata una stagione molto ricca del nostro programma televisivo. Siccome ci credi da 5 anni, ecco, hai avuto sentore insomma, del lavoro che stiamo facendo? Ma no, ma certamente è una trasmissione che dopo 5 anni ha trovato un suo spazio molto importante nell'ambito della televisione, non solo, ma degli sportivi che la guardano e che sanno che è un appuntamento ormai importante. È stata ideata quella volta proprio per le federazioni che purtroppo non hanno spazio. Il calcio in questo periodo poi qualsiasi televisione trasmette sul calcio, ci sono i campionati del mondo, voglio ricordare che noi non siamo andati bene, mentre in molte altre federazioni dove abbiamo campioni, dove c'è veramente lo sport, quello dell'impegno, del sacrificio, quello che piace, eccetera, non hanno visibilità, in modo che non possono richiamare molti nuovi atleti, cioè a partecipare a fare atleti di federazioni bellissime, come oggi, qua ne abbiamo veramente importanti e valide, dopo tu le presenterai, ma credo che questo sia quello che noi abbiamo voluto 5 anni fa, quando abbiamo ideato questa trasmissione. Vorremmo continuarla, speriamo di trovare gli amici sponsor che ci aiutano, e deve essere indirizzata specialmente al 99% a quelle federazioni che hanno bisogno di mostrare cos'è lo sport importante, vero, quello che molte volte ci dimentichiamo, che porta grandi risultati all'Italia sportiva. E tra l'altro mi aggancio a una delle filosofie del nostro Presidente, che ci ricorda che sport è anche economia, turismo, lo ha dimostrato questa recente manifestazione. Tu sei stata CONI, che abbiamo avuto la chiusura nell'Alpago, e quindi proprio sono le federazioni che hanno, diciamo, un movimento di base molto importante, che poi sostengono anche l'economia, perché quando fai manifestazioni in cui ci sono 2-3 mila atleti vuol dire 2-3 mila posti albergo, famiglie, eccetera. Qui vediamo l'immagine di chiusura, infatti. È stato fatto anche un convegno a Caule su queste cose, su questi argomenti. Ma proprio queste immagini qui sono molto importanti, perché ricordo che il trofeo CONI, che è un trofeo ideato dal CONI nazionale, quindi non da Bardella, quindi avrà il suo finale a Caserta il 14, 15, 16 di ottobre, la finale. Ci ha creduto a questo torneo chi? Le federazioni che hanno bisogno di no, ma quelle che veramente lo fanno con passione, io dico sempre. Ci sono quelle che poi diventano professionisti, quindi indubbiamente loro hanno già il loro iter. Quelle federazioni che hanno bisogno di stare assieme, di far vedere cos'è lo sport, lì c'è un bellissimo lago, lì abbiamo avuto canoa, canottaggio, sei andata, Alessandra? Motonautica, vela, domenica. Cioè voglio dire che assieme si sono divertiti. Poi sull'altopiano altre federazioni, tiro con l'arco, dama, scacchi, dimentichiamoci. 26 federazioni erano quest'anno. Sì, erano 19 federazioni che vanno alla fase nazionale. Finale. Più altre 9 che si sono autoinvitati e che noi abbiamo accolto. Allora, posso dire una piccola cosa? C'è un po' di ispirazione ai Giochi del Veneto, c'è su questo circuito, quindi allora, voglio noi dire... stiamo soffrendo, io i Giochi del Veneto li ho conosciuti bene, ma credo tantissimi qua sono cresciuti con i giochi, sono nati anche con i Giochi del Veneto e sono divertiti, però
quella che ha fatto scattare la molla a livello nazionale sono stati i giochi della gioventù. Se voi vi ricordate, i giochi della gioventù era un momento molto importante che poi con l'autonomia scolastica si sono abbandonati e adesso dobbiamo recuperarli. Non li chiameremo giochi della gioventù, ma li chiameremo trofeo CONI. Credo che questo sia molto molto importante. Bene, un applauso allora al Presidente Bardelle, buon lavoro. Poi Alessandra, di solito quando ci sono le belle ragazze tu lasci a me questa incombenza, adesso tocca a te perché presentiamo un grande atleta. Allora andiamo a presentare un neocampione europeo del triathlon a squadre che è Alessandro Fabian, eccolo qua. Allora, ciao Ale. Prima cosa, Alessandra, siamo circondati. Abbiamo c'è anche qualcun altro in studio che ha lo stesso, allora, Alessandro. Intanto una cosa che ho scoperto adesso in studio, tu ti dici di chiamarti Fabian e non Fabian. D'altra parte sono terra veneta, quindi poi padovano. Padovano, di terrazza padovana. Fabian. Allora, no, più precisamente è di Arzercavalli. Di Arzercavalli. Di terrazza padovana, ma Arzercavalli è una frazione di terrazza padovana. Quindi insomma siamo una bellissima zona della nostra provincia padovana veneta. Alessandro, hai qualcosa con te oggi o sbaglio? Sì, infatti stamani dopo il titolo europeo a squadre mi hanno il nuovo assessore dello sport di Padova mi ha donato questo riconoscimento del comune che secondo me è un grande riconoscimento perché comunque rappresento la mia città, il mio paese. Lo fermo che così lo inquadriamo. Tu credo che a casa tua i trofei non manchino, però quando ti ho chiesto di portare questa targa gli dai un valore particolare, è la tua città in fondo che ti riconosce questi meriti grandissimi sportivi. Penso che un atleta abbia bisogno di riconoscersi in qualcosa e io mi riconosco molto nel mio territorio, quindi mi piace essere padovano e tutte le volte che torno dalle gare mi piace anche rilassarmi nel mio territorio perché comunque effettivamente Padova mi ha creato e quindi ringrazio il comune. Anche perché tu sei cresciuto col nuoto a Padova, in tutto e per tutto sono cresciuto a Padova. Il triathlon, insomma la corsa con la Visabano. Quindi, sì, no, assolutamente. Adesso sei carabiniere, quindi fai la tua attività anche come nei gruppi sportivi militari. Certo. Bardelle, adesso abbiamo una grandissima campionessa assessore allo sport, Cinzia Rampazzo, campionessa la più grande delfinista italiana. Facciamola lavorare qualche anno, poi proponiamo Alessandro, mi sembra un bel personaggio. Siete d'accordo voi? Facciamogli un applauso, un augurio, un giorno. Cosa dici, Presidente? Che la nuova amministrazione ha scelto a dirigere lo sport padovano, una che nasce con lo sport, che diventa una grande atleta con lo sport, non è giovanissima, però ha fatto tutto un percorso, ha diretto impianti sportivi, quindi ha un'esperienza vera sul campo, come si dice. Non è un politico proiettato nel mondo dello sport. Credo che sia stata una scelta difficile, io dico anche coraggiosa, e credo che il nuovo assessore avrà bisogno di tutto il mondo dello sport, però io credo che ce la farà perché sa che grandi problemi che ha il mondo dello sport in questo momento in cui ci sono tagli drastici, in cui lo sport avrebbe bisogno di impianti sportivi e non ci sono i soldi, avrebbe bisogno le società sportive di essere aiutate, eccetera, e non ci sono i soldi. Ecco, importante che ci tiriamo su tutti, come si dice in Veneto, le maniche e ci dedichiamo anche al nostro settore dello sport, che è molto importante, come dicevi te prima, economia, sanità, salute, perché i nostri ragazzi sono qua, crescono sani, ragazzi e ragazze, crescono sani e diventano uomini e donne del futuro. E poi turismo. Il turismo sportivo nel Veneto è il 30% del PIL. Principale. Ci dimentichiamo, quando è da fare il taglio a livello regionale, si taglia sullo sport. Jesolo, Caorle, Lignano, maggio, giugno, settembre si riempiono con lo sport. Qui abbiamo anche l'equitazione, abbiamo le bocce, sappiamo che i loro campionati li fanno tutti nelle località più belle.
ma portano persone, portano benessere, riempiono gli alberghi. Gioventù, bellezza, certo. Portano anche allegria, salute. A se stessi soprattutto. Bene, Presidente, allora hai nominato le bocce e allora noi presentiamo il rappresentante delle bocce, Gianfranco Papa, consigliere nazionale della FIB. Un applauso a Gianfranco, grazie. Quindi abbiamo Alessandro, ma anche Gianfranco, sì, abbiamo vari nomi. Allora, le bocce. Allora, Gianfranco, hai insomma, una storia importante nel mondo delle bocce, in particolare con questa società. Più che una storia ho fatto la storia. La famosa gavetta, perché credo che sia importante come tutti gli sport. Io, ecco, com'è diciamo, che nasce? In questo mondo ci vivo dal 1968, avevo 13 anni quando facevo l'attività giovanile, anche se mi ritengo uno sportivo a 360 gradi perché mi piacciono un po' tutti gli sport, ho fatto anche il dirigente di calcio, di ciclismo, eccetera, eccetera. Però le bocce le ho sempre mantenute, diciamo, dalla mia società fino al... Sono stato per 20 anni vicepresidente del comitato di Treviso Bocce, che il comitato di Treviso è uno dei comitati più grandi d'Italia. Se parliamo di Federazione Italiana Bocce, così per dare due dati, è composta da 100.000 tesserati circa in Italia. Siamo 3 specialità: il volo, che è quella che pratichiamo noi, se guardiamo il Veneto, a nord si pratica il volo e a sud si pratica la specialità della raffa. E poi oltre a questo, diciamo, c'è anche la pétanque, che è una specialità che proviene dalla Francia, il nome stesso lo dice, che è quella che si fa praticamente, cioè la Francia è diciamo la patria della pétanque e del volo. Noi diciamo che io mi vanto un po' del comitato di Treviso, scusatemi anche un po' di patriottismo così, visto che sono stato là a capo di questo comitato, non a capo perché ho fatto sempre il vicepresidente, però... ma insomma, cos'è la pétanque? Perché la pétanque si gioca in tutti i terreni, esclusa dove c'è erba. Si può giocare dappertutto. Okay. Diciamo che in Francia ci sono 500.000 iscritti, tanto per dare dei numeri. Quindi uno sport molto popolare, come lo è nella sua storia? Non nella nostra zona. Io con la mia società in questi giorni così stiamo organizzando... Che è la Florida. La Florida, in questi Florida giorni di San Vendemiano, in provincia di Treviso. Organizziamo... fermo, che così il quadro fermo. Questa gara importante, organizziamo questo campionato italiano prima di società, sabato e domenica prossima, poi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di specialità volo e anche di pétanque. Per chi volesse venire a vedere, è stato uno mio sfizio, tra virgolette, portarlo per far vedere un attimo questa specialità. Approfitto del titolo che vediamo adesso. Questo è uno sport che sta veramente esplodendo tra le donne e tra i ragazzi, tra i giovani. Come mai questo successo rinnovato, diciamo così? Diciamo che secondo me, io avendo praticato il settore giovanile anch'io negli anni 70, tra virgolette. Quando eri giovane? Qualche anno fa, dai. Qualche anno fa. C'erano forse meno donne che facevano bocce in quel periodo là che adesso. Adesso noi, sono più fortunati adesso, allora? Tra virgolette sì. Noi per esempio... Diciamo che così è giusto che parli anche della mia società che ha compiuto 50 anni, dicono ricordiamo. Che quest'anno compie 50 anni, lo dicono gli altri, stiamo un po' una società leader in Italia, soprattutto per il settore giovanile. Non a caso questo fine settimana organizziamo, diciamo che il modo migliore per festeggiare un 50esimo era organizzare una manifestazione giovanile. Questa, anche se in passato ne abbiamo già organizzate diverse, non è l'unica. Grazie Presidente, abbiamo anche degli ospiti delle bocce, in questo primo giro presentiamo i nostri ospiti qui nella nostra platea. Allora passiamo agli sport equestri. Andiamo a presentare Maria Vittoria Valle, che Presidente è Presidente degli sport equestri regionali. Una donna alla guida di una federazione anche importante, perché è una delle federazioni olimpiche e quindi che ha lustro e dà lustro allo sport veneto. Che hai anche tu da un'esperienza sulla tua pelle. Sì, ovviamente la Federazione Italiana Sport Equestre
nella fase giovanile poi è rappresentata prevalentemente da junior, donne, femmine. Poi nella fase più avanzata spiccano anche molti ragazzi, però nella parte giovanile, a cui la Federazione Italiana Sport Equestre del Veneto tiene poi particolarmente, le eccellenze sono junior ragazze, quindi è una federazione che però si avvale anche di un atleta altrettanto speciale che è il cavallo. Noi senza il nostro compagno di gare, ma siete in due a fare siamo sport, due atleti, due atleti che formano un binomio inscindibile senza il quale i risultati di eccellenza, i nostri atleti, qui abbiamo una rappresentativa dell'eccellenza veneta, che però credo è formata che sia l'unico sport che si fa. È assolutamente l'unico Gli altri sono sport attrezzi che prevede un essere umano. Ma non sportivo, cinofilo ovviamente, ma nel nostro caso lo sport è cavallo, uomo, donna, insomma, Nel nostro umano, caso, cavallo. Esatto, nel nostro caso c'è questo animale meraviglioso che è il nostro compagno di vita, di passione, di gare, che è un essere inscindibile rispetto all'atleta. E poi un essere che poi determina anche non solo i successi dal punto di vista agonistico, ma anche, non dobbiamo dimenticarla, tutta la parte di ipoterapia, di riabilitazione equestre, quindi fondamentale per noi è far conoscere gli sport equestri, che sono disciplina olimpica, disciplina non olimpica, e noi abbiamo la disciplina olimpica che sappiamo che è il salto ostacoli, il dressage, il completo, e qui abbiamo atleti di assoluto rilievo su queste discipline, e abbiamo discipline non olimpiche tra cui volteggio, e qui abbiamo, poi presenterete quella che è la nostra atleta, credo che sia l'atleta che in Italia ha vinto forse più di tutte, perché 2 volte campionessa del mondo, quindi nei mondiali che attualmente il calcio ha perso, abbiamo qui in Veneto Anna Cavallaro, che però teniamo buona, fra qualche istante la presenteremo. Abbiamo il reining, abbiamo l'endurance, abbiamo gli attacchi. Tante specialità, moltissime specialità, ognuna con la sua caratteristica, con la sua regolamentazione, con le sue prerogative, e che danno però moltissimo. Chiedo una cosa, qua sono solo cavalli montati? Nel trotto, per esempio, non fa parte della vostra federazione o c'è anche? Abbiamo gli attacchi come cavalli non montati. Gli attacchi sono appunto la parte non montata degli sport equestri, della disciplina che prevede l'utilizzo del cavallo, ma mediato dallo strumento che è un attacco. Dopo torniamo sull'argomento anche per capire le realtà dello sport veneto, ma abbiamo presentato colei che ha il suo destino nel nome, Anna Cavallaro, giusto? Anna Cavallaro, un applauso a Anna. Allora abbiamo varie pagine di curriculum della signorina, però. La tua specialità è il volteggio equestre. Volteggio equestre, sì. Io faccio volteggio equestre da 17 anni. E niente, è cominciato per puro caso, perché sono andata un giorno al maneggio e stavano facendo volteggio e lì è nata la passione. Tu sei una ballerina sopra il cavallo. Certo, prima facevo ginnastica artistica e poi ho scoperto il volteggio, e da lì ho continuato con la ginnastica artistica a cavallo, ho messo insieme le due cose. E devo dire che in questi ultimi 2 anni siamo riusciti ad arrivare al top, perché appunto nel 2013 abbiamo vinto la prima Coppa del Mondo a Braunschweig in Germania, mentre quest'anno a febbraio 2014 abbiamo vinto la finale di Coppa del Mondo a Bordeaux. Queste immagini che vediamo, facciamo un applauso perché sono meravigliose queste immagini. Veramente straordinaria. Quindi insomma sei trovata, cioè non sapevi come montare sul cavallo, sei montata a rovescio e da lì ho iniziato a fare volteggio con l'associazione. Capiterebbe a me così sicuramente. L'associazione sportiva equestre La Fenice, che è a San Martino Buonalbergo a Verona, e tuttora continuo con questa associazione. E diciamo che il volteggio è la passione, poi come il mio allenatore lavoriamo insieme con la riabilitazione equestre. Scusa, l'allenatore è colui che stai abbracciando? Esatto. E si chiama? Nelson Bidoni.
Infatti nella nostra disciplina non si parla di binomio ma di trinomio con l'individuale, perché comunque ci sono io, atleta, un altro atleta importantissimo che è Harley, il cavallo con cui ho vinto le 2 Coppe del Mondo, e Nelson Vidoni, che è appunto il mio allenatore ma anche l'allenatore del cavallo. Facciamo un applauso anche a Nelson allora. Grazie. Facciamo una pausa. Passiamo al prossimo sport dopo la pausa, che utilizza il cavallo. Altre due vero? Sì. Con il pentathlon moderno. Ma federazioni, non 2, quindi linea alla regia per la pubblicità.